Le lucciole sono tornate e si sono anche avvicinate e soprattutto si sono spogliate. Fa caldo, tanto caldo in questo inizio d'estate. A patire la calura sono pure le ragazze che si vendono lungo la statale 13. L'asfalto arroventato dal sole del giorno resta bollente anche con l'afa della sera, sì che capita che le belle di notte si scoprano più del solito, arrivando a indossare abiti così succinti da superare i limiti della decenza. È successo in particolare a Mogliano Veneto, lungo il Terraglio, nei pressi dei campi sportivi. Due romene, una di 22 e l'altra di 24 anni, si sono messe ad aspettare i clienti vestite, o per meglio dire svestite, con una minigonna microscopica e una giacchina striminzita, sollevate e aperte al passaggio delle auto, evidentemente per invogliare i conducenti alla fermata. Non sono mancati i colpi di clacson dettati dall'apprezzamento, ma non sono mancate nemmeno le proteste dei residenti che hanno chiamato i carabinieri. Le due donne sono state così multate con una sanzione di 100 euro sulla base dell'ordinanza comunale sul decoro. Nude sul Terraglio, vicino a luoghi di culto e in centro storico, perché Mogliano è una strada ed è una strada, il Terraglio, che passa proprio per il centro di Mogliano, non è più tollerabile. E l'offensiva andrà avanti per tutta l'estate. Anche il prefetto di Treviso ha sollecitato un ulteriore sforzo in questo senso. Noi carabinieri ci siamo e faremo naturalmente la nostra parte. Nei guai sono finiti anche 3 clienti, per loro un verbale da 500 euro.